intanto ringrazio per avermi invitato a questa serata e ringrazio anche chi è intervenuto, chi ha partecipato e chi ha raccolto questo invito che è stato fatto, perché siete veramente numerosi, mi fa veramente piacere questa partecipazione così numerosa. Ed è bello appunto vedere questa partecipazione, perché io sono stata anche 2 settimane fa a un altro incontro a Cesena, proprio promosso nella giornata di mobilitazione proprio contro la morte mestre. Non so se sapete che 6 regioni si sono mobilitate contemporaneamente nelle giornate di sabato e domenica di 2 settimane fa, proprio per contrastare questo progetto. Io mi sono mossa, ho cercato di studiare il tema e ho deciso di appunto, anche sentendo tutti gli altri meetup e tutti gli altri comitati delle altre regioni che ho visto che si stavano mobilitando contro quest'opera, ho deciso di muovermi anche in Parlamento con degli atti concreti. Allora sono partita con delle interrogazioni parlamentari, ovviamente non ho ricevuto risposta, perché questa è la norma, anche se non dovrebbe essere, e poi ho promosso anche una mozione alla Camera e una risoluzione in Commissione che però devono ancora essere discusse. Ovviamente non mi aspetto che questa mozione e che questa risoluzione vengano votate positivamente, ma mi aspetto semplicemente che siano costretti anche gli altri partiti a prendere una posizione certa e definitiva su quest'opera, perché spesso mi è capitato di confrontarmi anche con esponenti di altri partiti che non sapevano dare una posizione ben precisa. Volevo leggervi così gli impegni che ho inserito in questa mozione, che poi riprendono un po' quelle che sono state anche votate nelle varie mozioni dei consigli comunali che si sono impegnati appunto a contrastare la realizzazione di quest'opera. A fronte delle gravi ripercussioni che la realizzazione della nuova autostrada comporterebbe in termini di consumo di suolo, aumento dell'inquinamento atmosferico ed acustico, aumento del rischio idrogeologico, danni al settore agricolo e turistico e all'insussistenza di stime di traffico utili a giustificarla, invito il Governo ad assumere iniziative per il ritiro del progetto preliminare del corridoio di viabilità autostradale dorsale Civitavecchia-Orte Mestre, tratta E45 e 55. Ad assumere inoltre iniziative per avviare in tempi rapidi un programma di interventi urgente per la messa in sicurezza del tracciato dell'attuale strada statale Romea e della superstrada E45, finalizzata alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastrutture esistenti, al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza su queste arterie. Ad aprire inoltre un tavolo di confronto con le associazioni, i comitati, tutte le amministrazioni locali interessate al tracciato, le associazioni di categoria, al fine di raccogliere debitamente le loro istanze e individuare alternative più sostenibili dal punto di vista ambientale, economiche ed efficaci rispetto alla realizzazione della nuova autostrada, sia sul breve che nel medio-lungo periodo. Assolutamente i cittadini non sono stati ascoltati su quest'opera e dovrebbe essere uno dei passi fondamentali quando si decide di costruire queste grandi opere, quello di consultare i cittadini. Vi do un po' di dati su questo mega progetto che vorrebbero realizzare. Fino a poche settimane fa, fino a 2 settimane fa, eravamo rimasti che la Corte dei Conti aveva bocciato questo progetto perché non aveva coperture finanziarie. Solo che nell'ultima settimana si è ribaltato tutto, perché l'UPI e Renzi hanno inserito nel decreto in Blocca Italia, che arriverà in aula alla Camera la prossima settimana, hanno inserito una piccola clausola grazie alla quale hanno praticamente fatto una deroga per cui ora anche la Orte Mestre potrà godere della defiscalizzazione prevista da un decreto che aveva fatto Monti nella scorsa legislatura, e quindi potrà partire l'affidamento, in qualsiasi momento ora può partire l'affidamento della gara e quindi poi della progettazione e della realizzazione di quest'opera. Un'opera che è la più costosa opera presente nelle leggi obiettivo. La più costosa, circa 400 km di nuova autostrada, e questo progetto non implica assolutamente che verrà messa in sicurezza invece l'attuale statale Romea, che è la strada più pericolosa d'Italia, che assolutamente necessita di interventi urgenti. Appunto, il costo previsto di quest'opera è di 10 miliardi, 2 miliardi di defiscalizzazione e verrà realizzata in project financing. Questo significa che lo Stato ci mette qui 2 miliardi di defiscalizzazione, il resto lo dovrebbero mettere i privati. In realtà col meccanismo del project financing di solito, e dato che appunto anche il traffico previsto su questa arteria dallo stesso piano economico finanziario prevede appunto che
sostanzialmente il traffico sarà molto basso, i passaggi su questa nuova autostrada saranno molto bassi, probabilmente il gestore sarà costretto a aumentare le tariffe con un riversamento ovviamente di tutto il traffico sulla Romea, perché chi potrà cercherà di riversarsi sulla strada esistente. E oltretutto, se il gestore grazie al meccanismo appunto del project financing, se il gestore non riesce ad avere annualmente i ricavi che si è prefisso, lo Stato metterà la differenza e quindi saranno nuovamente i cittadini a pagare. Questo per l'assurdo meccanismo del project financing. Appunto è previsto per ora un costo al chilometro di circa 25 milioni di euro e una concessione di 49 anni che poi ovviamente abbiamo visto hanno il vizio di prorogare infinite volte. Poi è previsto un consumo di suolo di 600-700 ettari e c'è per circa il 90% suolo agricolo. Chi ha proposto quest'opera è la Zeffic Holding, la società collegata a Vito Bonsignore, l'ex eurodeputato, che già vanta una bella condanna definitiva per tentata corruzione ed è tra i fondatori del partito di Lupi, guarda caso, NCD, quindi questo potrebbe anche dirci qualcosa. Zeffic Holding è appunto il promotore dell'opera e sarà probabilmente quello che poi si aggiudicherà anche la presentazione e la realizzazione dell'opera. La Orte Veste non è tra le opere previste per i corridoi europei, non è tra le opere rientranti nei corridoi europei, ma appunto quello che l'Europa ci dice è di sviluppare altri corridoi, non di sicuro la Orte Mestre, e soprattutto di investire in infrastrutture molto più ecologiche e molto più economiche come le ferrovie e il trasporto via acqua. Io nell'ambito, qualche anno fa avevo fatto uno studio per conto della provincia di Venezia, nell'ambito del piano territoriale provinciale, e avevo tra le altre cose esaminato un interessante studio prodotto dalla regione Emilia-Romagna, commissionato dalla regione Emilia-Romagna al professor Carlo Benedetto dell'Università Tor Vergata di Roma. Questo prima che scendesse in campo la Newco Nuova Romea, capitanata da Brentano, e con le spalle sappiamo l'associazione Nuova Romea, che era presieduta da Bersani con altri deputati, quasi tutti del Partito Democratico, Emiliano Veneto. Allora, con quello studio la regione Emilia-Romagna prendeva atto che questo progetto non sapeva da fare e che aveva delle serie alternative. Intanto la regione Emilia-Romagna ha previsto, e in parte è già in corso di realizzazione, una superstrada che, oltre a quella che da Porto Bellevante porta a Ferrara, da Ferrara scende fino a Ravenna, passando attraverso Argenta e altri comuni. Attualmente c'è una strada provinciale che è assolutamente inadeguata attraverso i paesi. Questa nuova superstrada, che potrebbe essere anche un'autostrada, si connette e potrebbe collegare direttamente Ravenna a Ferrara e lì quindi spostare il traffico sulla A13 molto semplicemente, e quindi risolvendo il problema di bypassare tutto il tratto della Romea. A ciascuna di queste nuove autostrade corrispondono anche delle potenziali operazioni speculative sul territorio. Per esempio, se uno va a vedersi anche come è nata la questione della Nogara Mare, e io potrei, adesso spiegare, non ho il tempo, potrei definirla l'autostrada leghista, infatti è fortemente voluta da Tosi. Perché? Perché Tosi la considera come il collegamento con Porto Levante, cioè praticamente lo sbocco al mare di Verona. E se voi considerate le enormi aree agricole che ci sono lungo la Traspolesana, appunto la futura Nogara Mare, lì addirittura c'è chi ipotizza di collocare in zone quindi che si possono comprare a basso prezzo, di collocare addirittura un enorme punto di deposito e smistamento delle merci cinesi per l'intero centro e nord Europa.
Quindi a Porto Levante è prevista la più grande zona portuale industriale d'Italia, 649 ettari secondo il PTRC, una follia nel delta del Po. A chi dice che noi siamo i soliti ambientalisti, diciamo che questi qui, che sono i promotori di questo meccanismo, forse sono un'altra cosa, finiamo così tanto un po' scherzando, poi più avanti. Questo invece diceva che lui non c'era, e se c'era non avevamo capito cosa succedeva nel Veneto. E se fino a 3 anni fa queste cose le dicevamo noi ambientalisti o noi anche del Movimento 5 Stelle, oggi cominciano a dire anche, come dire, associazioni, categorie economiche che sono sicuramente ben lontane da noi, dal punto di vista sia politico che, come dire, ideale. A sinistra un articolo apparso sul Corriere del Veneto a firma qualche anno fa del vicepresidente di Confindustria con delega agli enti locali, Antonio Costato, dove contestava completamente proprio il meccanismo di project financing all'italiana, dicendo che erano una grande bidonata per le casse pubbliche, e si schierava decisamente contro. E dov'è il mio guadagno? È nel fare la cresta su qualche cosa che altrimenti, prendendolo direttamente, ti costerebbe di meno. Allora, fatto così, è una fregatura il project. Questo è il libro che vi dicevo, è di diversi anni fa, adesso è quasi introvabile. Andiamo a leggere cosa scrive Giancarlo Galan, cosa scrive, anzi, chi lo ha intervistato. Dice, la domanda, e che dice del ruolo di Mantovani, presidente del Consorzio Venezia Nuova, nell'ospedale di Mestre, nella Pedemontana Veneta, nel terminal di Fusina, nella cordata per la nuova autostrada Romea, e via dicendo? Guardate lì. Chi ha più lungimiranza e capacità dispone di un vantaggio competitivo formidabile. Mantovani è questo. Se a uno viene in mente di costruire in project financing l'autostrada pedemontana all'ospedale di Mestre, è colpa mia se è più intelligente, dotato in termini finanziari, capace di rapporti qualificati e vince la gara magicamente. Se poi qualcuno allude ad altre relazioni e ha qualcosa da dire sugli appalti della regione, che si rivolga più presto alla magistratura. Non posso dire che è stato accontentato presto, ma è stato accontentato. E dice, non sarà mai possibile dimostrare che ho favorito Gemmo o Mantovani, non esiste il sillogismo secondo il quale, per il fatto che ascolto Irene Gemmo per Giorgio Baita, posso poi sottobanco lavori pubblici alle loro imprese. Chi ha detto queste frasi? Che il project, la finanza di progetto, via, è la miglior maniera di evitare il fastidio di una gara d'appalto. E aggiunge, prima di avanzare una proposta, cioè un progetto, bisogna essere certi che il politico la inserisca nelle opere di interesse pubblico. La presentazione di un project financing ha un costo significativo, per non dire rilevante, motivo per cui se non si ha sicurezza di avere dei contraddittori disponibili, si rischia solo di gettare i costi. I politici giustificheranno l'entusiasmo un po' sospetto dicendo che a loro l'unico interesse vero era comunque fare l'opera. Questa è la cosa che dicono sempre. Questa cosa qui l'ha detta la signora, qualcuno l'ha indovinato? Bravo, la segretaria di Galan, Claudia Minutillo. Allora, noi dobbiamo avere chiaro in questo paese e anche nel Veneto, nel nostro Veneto, che ormai non possiamo più pensare che il mondo che abbiamo intorno sia onesto. A parte il fatto che sulle grandi opere sono documentate infiltrazioni dell''ndrangheta in tutto il nord, ma a parte questo, noi sappiamo che un sistema politico nel Veneto basato su accordi a monte tra politici e imprenditori, e certi imprenditori, non posso dire certi politici perché non so quali no, onestamente, tra politici e imprenditori ha determinato una sistematica, scientifica, come posso dire,
sottrazione di risorse pubbliche ai cittadini. Noi oggi abbiamo, lo vedete tutti, una sanità che peggiora, abbiamo infrastrutture necessarie che non vengono fatte perché magari non servono agli amici e infrastrutture inutili che vengono portate avanti con sistemi di questo tipo. Non voglio dilungarmi, ci sarebbe da dire sul sistema dell'informazione, ci sarebbe da dire su come le notizie ci vengono calate. Noi oggi sappiamo finalmente, per esempio, siamo vicini alla centrale di Porto Tolle, sappiamo che noi non abbiamo bisogno di energia, ne produciamo il doppio di quella che ci serve, eppure fino a qualche tempo fa vi raccontavano che bisognava fare la centrale a carbone per scongiurare il blackout come quello che era successo qualche estate fa. Ecco, noi dobbiamo sempre fare molta attenzione che quando un politico ti propone qualche cosa che costa, tu non sai se è nel tuo interesse. E mi fermo qua.